Le frecce tricolori solcano il cielo sopra Venezia a salutare quello che è stato definito il ritorno a casa dell'arte navale. Ma al di là dell'inaugurazione di un salone nautico che ha un evidente respiro internazionale, da qualche settimana non è più possibile pronunciare nella stessa frase le parole navi e Venezia senza innescare il dibattito sul futuro del pesante impatto croceristico in una città così delicata. Io penso che con un po' di buona volontà tutte le polemiche possono essere sopite. L'importante è riuscire ad avere in mente quello che è l'interesse di Venezia, dell'Italia e del mondo, perché Venezia è un patrimonio universale, quindi è necessario che ci sieda intorno a un tavolo e si ragioni su questa meravigliosa città, unica al mondo, è un nostro vanto. Dal 1100 e per 7 secoli migliaia di persone hanno lavorato in questi 48 ettari all'estremità orientale di Venezia. L'Arsenale era il cuore dell'industria navale della Serenissima. Fasti impossibili da rinverdire, ma un'iniziativa come questa è considerata un'opportunità per rilanciare il comparto. Il Salone Nautico che oggi si inaugura è una nuova straordinaria occasione di sviluppo economico e anche di carattere culturale, perché ci sono imbarcazioni di grande originalità e qualità che si pongono in una linea tra innovazione e tradizione, perché questo significa nuovi posti di lavoro, perché questo ancora significa un'attrazione incredibile dal punto di vista turistico e a livello internazionale. Un pensiero pienamente condiviso dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che non ha risparmiato frecciate al governo, al motto di un principio fondamentale del diritto, pacta servanda sunt, i patti devono essere osservati. Non vogliamo morire di turismo, dobbiamo sviluppare le fabbriche. Con il governo precedente, insieme alla regione e tutte le altre autorità cittadine, avevamo un accordo che erano già stati finanziati parecchie centinaia di milioni per bonificare Porto Marghera, per finire i marginamenti e per bonificarli.